Parla tifoso dell'Azzurra. La giornata di oggi porta notizie non molto buone per i tifosi del Napoli. Nonostante abbia creato diverse occasioni, la squadra non è riuscita a segnare contro il Verona, proprio come ha fatto contro il Milan in Champions League. L'assenza di Victor Osimhen e Giovanni Simeone ha lasciato la squadra napoletana senza molte opzioni quando si è trattato di concludere. Tuttavia, sono in arrivo buone notizie per l'argentino. L'emittente radiofonica ufficiale dell'Associazione Campana, Kiss Kiss, ha pubblicato un messaggio su Twitter informando che buone notizie da Simeone. Il Colito sta per tornare, nonostante non sia pronto per la gara contro il Milan. Simeone potrebbe essere convocato per una delle prossime partite di campionato dal tecnico Luciano Spalletti. Si tratta di una rimonta importante visto che il Napoli ha molto in gioco nei prossimi giorni. Ciao tifoso azzurro. Cosa ne pensi della situazione del Napoli senza Osimhen e Simeone? Riuscirà la squadra a sopperire a queste assenze e garantire la qualificazione alla fase successiva della Champions League? Lascia la tua opinione nei commenti e parliamone. Per oggi è tutto, tifosi azzurri. Resta sintonizzato sui nostri social media per ulteriori notizie e aggiornamenti sul Napoli. Non dimenticare di iscriverti al canale, lasciare il tuo mi piace e attivare le notifiche per non perderti nulla. Ehi, tifosi napoletani! Chi pensi dovrebbe iniziare al posto di Osimhen e Simeone fino a quando non si riprenderanno? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto e discutiamone. Al prossimo video! Forza Napoli sempre!